In vista della trasferta di domenica in Campania, dove si giocherà la partita con la Paganese, l'Akragas è tornata ad allenarsi oggi con un mister per niente disponibile a concedere attenuanti ai suoi giocatori dopo la sconfitta incredibile con il Monopoli. Di Napoli, ed è sembrato alquanto strano, visto che è stato sempre pronto a difendere i ragazzi, a fine partita ha avuto difficoltà a commentare la sconfitta proprio con il Monopoli. Non è la prima volta che Di Napoli ci mette la faccia, ma come dicevamo mai si era spinto nella critica ai propri giocatori, ma è chiaro che non si può sempre fare finta di niente e al punto in cui l'Akragas è ridotta diventa persino un fatto di serietà parlarne in un certo modo. Intanto arrivano buone notizie dall'Iran, dove si trovano l'avvocato Enzo Caponnetto e un intermediario iraniano che vive in provincia di Agrigento. La trattativa sarebbe a buon punto con la cordata interessata ad acquistare l'Akragas. Ad incontrare i potenziali acquirenti, come dicevamo, è l'avvocato Caponnetto. L'augurio per i tifosi è che si arrivi in tempo per qualche colpo di mercato, che in questo momento è proprio quello che serve all'Akragas.